Raga, ciao a tutti, raccomandone veneziano, siamo al giorno 3 delle Olimpiadi invernali. Oggi abbiamo Boba 2 maschile e femminile e Skeleton maschile e femminile. So che sono maschile, ma chiaramente le Olimpiadi cubendiane è il cume a decidere. Vai, Boba 2, si perde con il Boba. Raga, siamo un po' in difficoltà. 0 ori dopo 2 giornate. Ok, ci vogliamo certo con la guida insieme. Così anche per chi vuole giocare. Allora, ok. Vabbè, solito. Guarda che culotto bellissimo. Prima della linea, va bene. Vabbè, grazie. Ok, Becker. Vabbè, chiaro. Ok. Ragazzi, vediamo se riusciamo a portare a casa un cazzo di oro. Vai. Dai ragazzi. Siamo un po' in difficoltà, ma mancano ancora tanti giorni per queste Winter Olympics Game. Prendi carico. Dai, 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 dai. Boh. World class, simply world class. Dai. Calma. Se non sbaglio non sono convinto. Che piacere. Guarda, ma non ho mai suonato così male, oh. Solo bello, questo l'ho fatto bene. Veloce, veloce. World class. Che madonna, world class, tanto che world class. Occhio. Tutto è anche buono però. Ok. Mamma mia. Siamo secondi, ma la Germania devastante, ragazzi. Vai. Germania purtroppo devastante. Queste Olimpiadi sono dure, raga. Vai. Partenza da world class, ma 6 secondi non li recuperi. Sarà un errore clamoroso. Tirato finirci. Calma. World class. Ho recuperato qualcosa. È bella anche. No, troppo poco, malissimo, malissimo. No? Possibile come. Bravo. Va male però. Dai. Troppo poco ancora dura. Cazzo, seconda addirittura fuori dalle medaglie. Disastro, ragazzi. Vai col Boba 2 femminile, ma c'è crisi, ragazzi. C'è una grossa crisi per il club. Stiamo per portare a casa l'Olimpiadi, io lo dico, eh. Vai. Boh, grande partenza, ma purtroppo non basta la partenza. Devo usare e rischiare anche di cadere, sì. Concentration, please. No! Mamma mia, quanto sto rischiando, raga.
Ci voglio l'oro qua. No, proprio alla fine, incredibile. Era oro. Ho fatto una prima manche da oro. E infatti sono comunque secondo, incredibile. Incredibile. Non riusciamo a portare a casa the gold medal. Dai, 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 dai. Una gara strepitosa. Ma non basta. Merda. Ho rischiato troppo nell'ultima. Mamma mia, che qua rischio. Atrocissimo rischio. Velocissimo. No, poca volatura. Mamma mia. Non voglio rischiare troppo. Però, vabbè, vediamo. Sì. Questo forse è oro, ragazzi. Vediamo. Non lo so. Sì, cazzo, e arriva il primo oro con Slovenia e Belgio, argento e bronzo. Godo, finalmente. Raga, abbiamo dopo gli scherzi, abbiamo fatto la guida per sicurezza. Ma vai. E ho capito, dai. Dai, raga. Dai. Ho perso una manche solo, mi sembra, Skeleton. Vai. Finalmente arriva l'oro nel Boba 2. Qua teoricamente siamo favoriti. Dai, comandone. No. Mamma mia. Ecco, l'ho rischiato. Fare un gioco delle Olimpiadi bello, moderno. Aia. Perché non sei arrivata? Qua avevo massacrato tutti, Italia, Canada, Svizzera. Ah no, sai che qua è seconda manca. Per fare una gara pulita dei gold medal. Si risveglia l'Italia, ragazzi. Bravissimo, non rischiamo però. Un super vantaggio. Molto bene. Salvo. Maneggi. Super gold medal. Torniamo a dominare finalmente. Italia, Canada, Svizzera. Canada, Svizzera. Ok, andiamo a fare anche il femminile. Dai, ci voleva sta medaglia solo per prendere Canada, sono 3 ori pesanti, cacchio. Dai Beppe.
go, 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 go. Altra partenza da fenomeno. World class, simply world class. E bravo prima. No, mamma mia, cosa ho rischiato qua. È un vantaggio con lo scheletro, ragazzi, siamo fenomenali. Sto sbagliando un po' troppo tranquillo. Perfetto. Un vantaggio veramente importante. E potremmo capire come mettere la Cina. A questo punto potremmo fare, ragazzi, proprio per avere anche la Cina. È assurdo non averla mai. Potremmo pensare di metterla quando vince la medaglia la Corea, non dico già. Potremmo fare anche Corea e Giappone, magari. Potremmo fare così, perché se no non vedere mai la squadra di casa è un po' strano. Adesso ci penso un attimo. Tanto portiamoci a casa il terzo. Lo scheletro, siamo delle bestie, Yes, baby. New personal best. Italia, Corea, Finlandia. Adesso della prossima disciplina vediamo se mettere qualcosa che per la Cina o già da implementarlo qua. Allora, voglio vedere il medagliere di Beijing perché non me lo ricordo, purtroppo mi vedo che ho saluto anche poco. Finlandia. Seguiamoci la premiazione, che godiamoci 3 ore. Noto in un secondo, raga. E si go. Ladies and gentlemen, the national anthem of Italy. Sentiamo l'inno un attimo. Vabbè, la Cina ne ha prese, cazzo, quindi assolutamente dobbiamo. E si gode. Boh. Allora partiamo da questo evento, non ci ho pensato. E scegliamo e facciamo sia Corea che Giappone a questo punto, perché comunque è andata terza nel medagliere la Cina. Adesso vedo di sistemare un po' sta cosa, perché ripeto, dobbiamo comunque cercare di creare un'Olimpiade reale e anche la Cina può dire la sua, perché sappiamo che sono talmente tanti che se domani si svegliano anche con il calcio in maniera seria, non dico che lo vincono, però possono migliorare. Anche se il calcio è una cultura che è un po' diversa rispetto agli altri sport, quindi o ci nasci così, ma inventarsi campioni a calcio non è semplicissimo. Raga, ci vediamo con le prossime DC e mettiamoci anche pline. Allora ragazzi, adesso siamo su Winter Games, il gioco consigliato da Lorenzo Bonvini, che c'è anche il curling, possiamo fare solo la disciplina di curling, ma soprattutto posso dividere il dietro a fattorino e visto che siamo sempre solo su torneo, è molto difficile. Anche se è un gioco, cosa pensate, ci è. Qua ci sarà sempre la Norvegia comunque, e adesso sceglieremo che nazionale c'è, bene. Però visto che lo sappiamo prima possiamo anche decidere noi, possiamo, insomma, dove chiaramente su quella diciamo meno forte sulla carta. Allora, Repubblica Ceca, Finlandia. Adesso vediamo un attimo. Durissimo ragazzi il gioco. Su difficoltà difficile. Vai. Qua che è difficile ragazzi. Capire qual è l'altra, magari alla Germania, la Repubblica Ceca, al posto della, cioè insomma con la Repubblica Ceca ci sarà anche
Norvegia. Mamma mia, raga. Mamma se è dura. Qua addirittura ci sono i giri, se sbagliamo con la pistola. Dai, raga, dai, raga. E così la Norvegia può essere, diciamo, presente sempre. Guarda che sbaglio. Mamma se è difficile. Perché ho provato a medio, è troppo più semplice. Se ne stanno andando purtroppo, Dai che stiamo recuperando forse qualcosa. Dai. Mamma mia, lunghetta anche, Poi almeno ci divertiamo a farne 2. Vai, vai, vai. Non siamo lontanissimi, ma ragazzi, è dura. Vai. Siamo sempre ultimi, raga, mamma mia. E adesso andiamo a sparare, vediamo come sarà lo sparo. Bisogna anche ricaricare qua. Grazie a Lorenzo Bombini, mi sembra sia questo il nome. Non vorrei dire cagate, no. Il grande Lorenzo. Lo fanno un po' più semplice, cacchio. Dai, siamo indietro, Fiori, siamo indietro. Repubblica Ceca prima, quindi anche la Norvegia. Questo non è una bella cosa per noi, perché comunque la Norvegia potrebbe prendere tante medaglie, lo sappiamo, tanti bonus. E adesso spariamo, dobbiamo essere precisi perché se facciamo anche un giro è finita. Dai, veloce. Bello. 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 Non ci... No. Ma come era difficilissimo, ragazzi. Mamma mia. Solo io ho sbagliato? Ho sbagliato solo io, ragazzi, quindi so cazzo. Ma l'ultimo colpo, ma porca miseria. Vabbè, dobbiamo imparare, ragazzi, col nuovo gioco, ci sta. Siamo indietrissimo, purtroppo. Peccato, dai. A livello massimo è veramente duro, però, Perché mi sembra tanto facile a livello medio. Non voglio prendere medaglie semplici, lo sapete. Siamo anni luce, però la medaglia è quasi un miraggio ormai. Ma voglio prenderla qua, voglio prenderla difficile, cavolo. Vai. Sono a distanze abissali.
Ok. 20 secondi purtroppo, 20 secondi dai primi. Devo sperare che devono sbagliarne 50 al poligono, se no non la prendiamo la medaglietta. Almeno variamo da Torino a Winter Game. Vabbè che non possiamo sbagliare niente, questi non perdono un secondo. Adesso devo sparare anche dai piedi. Quell'errore però, peccato. Vediamo quali sbaglio anche quella Finlandia prima, Repubblica Ceca barra Norvegia seconda, Germania terza. Vedete, abbiamo perso ancora. No, sempre là. Almeno non stiamo perdendo. Bellissimo il biathlon, forse è lo sport più bello delle discipline olimpiche, solo che la Norvegia è leggermente foba, proprio leggermente. Ok, stanno andando a sparare gli altri. 20 secondi, sono irrecuperabili purtroppo. Devo praticamente sbagliare tutti i tiri. Ne sbaglia uno la Germania. Guarda che bella sta cosa, è bellissima. Una, vai. Però dei piedi sbaglieremo anche noi. Godo, almeno questo. Vediamo se riusciamo a recuperare. La Germania, tantissimi ne ha sbagliati la Germania, godo. Non siamo, ne hanno sbagliati tanti nella seconda. Ah no, è finito, scusate. Però arriviamo terzi, ci prendiamo una medaglia. Va bene, va bene. Quindi Finlandia ci becca un bel oro e ci sta. Norvegia non riesce a prendere sto benedetto oro, eh. Norvegia, argento per il bonus. Rep ceca e Italia bronzino. Ok, adesso facciamo anche il femminile. Buono, bello, invece comunque fatto bene, è bello lungo, anche bello tosto, cazzo. Certo è difficile, è bello rognoso, biathlon. Vai. Ma no, a noi non piacciono i giochi semplici. Finlandia, Svezia. Vai. Vai. Perché parto sempre di merda? Ah, c'è il Giappone, quindi il Giappone fa da Cina e anche da Norvegia. Perfetto. Dai, come? Volati verso la Eternity Glory. Troppo bello, però mi piace proprio. Il gioco è scritto un po' così, 6 euro ci sta. Ecco, ci siamo. Go.
Vediamo se il Giappone comunque in questo caso non c'è il bonus dal quarto al terzo, perché sono solamente 4 nazioni, quindi non ha il bonus. Mamma ragazzi, ma è durissima! Tutta la Finlandia, ragazzi. Maledizione per la Norvegia nel biathlon, pazzesco, vecchio. Siamo vicini, ma non basta. Dai comendino, dai comendino. Tra poco andiamo anche a sparare. Ok, siamo secondi. Sai che stiamo imparando. Bello. Concentration please. Concentration please. Chiaramente non posso permettermi di sbagliare al tiro, Finlandia sta dominando per il momento. E adesso andiamo a sparare. È questo il difficile del biathlon. Devi saper fare due cose. Ok, siamo là. Concentration please. Concentration. No! Niente. Se non ne sbaglio uno sono contento, il primo. Male. Oro, andato. Purtroppo l'oro, quando sbaglia il poligono è dura. Se ne sta andando stavolta. Tutti hanno sbagliato tranne il Giappone barra Cina barra Norvegia. I bonus fioccano in questa e per noi è dura. È solo con i bonus che queste Olimpiadi diventano leggendarie e iper competitive e iper realistiche. Sta andando bene, però peccato, cacchio, siamo secondi. Terzo giorno già scoppiettante per l'Italia, finalmente siamo tornati competitivi. Però l'oro è duro, l'oro è duro. C'è anche la Cina che può far bene, che gioca in casa, che può sfruttare questa cosa, perché l'Olimpiade invernale di solito non è proprio fortissima. Vai Cuba. L'ultimo colpo veramente maledetto. Dai. Mamma mia ragazzi, veramente no, ma non ci credo. Eh, 15 secondi sono tanti. Devo sperare, non dobbiamo sbagliare niente, lui deve fare almeno 2 errori. Se no, la vedo impossibile purtroppo. Però stiamo consolidando bene il second place. Per fare medaglia importante. Vai, 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 vai.
Dai, 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 dai. Non è persa. Se non sbagliamo il poligono non è persa. Ok. Facciamo il curvone. 14 secondi. Dai Beppe. Ok, ancora discesa. Dai, salitona e dopo si va a sparare. Abbiamo pagato quell'errore. Ci è costato tantissimo. Ok, il giapponese sta sparando. Barra cinese, barra norvegese. Tanaka. È già un errore per Tanaka però. Adesso concentriamoci noi però. Benissimo. Dai. Andiamo, andiamo. Non so cosa ha fatto Tanaka. Tanaka ha sbagliato, ragazzi. Tanaka ha sbagliato. Vediamo se Norvegia, Cina e Giappone perdono. Vediamo se Norvegia perde l'ennesimo oro. Ragazzi, possiamo fare un oro incredibile. Perché ha fatto 2 errori. Non ci credo. E andiamo a vincere. It's incredible, Cuba. Siamo tornati, beh. Mamma mia, che disastro, sono crollati. Perfetto. Godo. Norvegia, veramente maledizione, raga. Ragazzi, abbiamo messo 2 di dietro. Le famiglie prima era tipo mass start 15 su 20 km individuale. Ancora gli ultimi preparativi. Vai. Questa Buono. è la sua partenza. Vediamo in che forma si presenterà oggi. Vediamo cosa combiniamo. Buon ritmo adesso. E vediamo se la Norvegia riuscirà a prendersi il primo oro nella sua disciplina. Finora li ha presi il pattinaggio, cose. Non è iper favorita, ecco. Dai Cuba. C'è bisogno di svegliarci, perché comunque qualche oro nel biathlon dovevamo prendere, l'abbiamo Sta preso mantenendo adesso un ritmo elevato. sul nuovo gioco, questo è buono. Però che fatica. Brutto qua. Così abbiamo più varietà e più possibilità anche. Ringrazio veramente di avermi consigliato questo gioco, che per quello che devo fare io va benissimo. In pista finora è stata molto convincente. Sì. Vedremo adesso come se la cava con la carabina. Perfetto. Ed ancora un centro. Sì. Perfetto, sì. Senza errori. Eccezionale. Bravo Cuba, dai. Dopo chiudiamo con lo short track e devo andare a Nagano, quindi ci saranno le fotine che saranno spiegate dal... Questo punto qua è sempre difficile. Buono. No, non così. Ma porca troia. No, così sbaglia.
Eh sì che sbaglia. Devo recuperare un po' così perché sennò... Una prestazione al top finora. Ma stiamo andando bene però, siamo informarci. Ok. Curva presa malissimo, peggio di così non potevo prenderla. Ai ai ai. Curva preso davvero male. Sì, sembra che sia completamente tranquilla. Sì. Proprio per il tiro in piedi è necessario mantenere Eh. una mano ferma. Il primo è andato bene. Secondo centro. 3 centri. Continua così. Yeah, madonna, world class, Fiori Simpli, world class. Grande prestazione. Possiamo vincere l'oro, ragazzi. No, troppo, troppo. Non stancarti troppo, Cumendino. Ok. E vediamo se riusciamo alla ripresa. Dai, Cube. Dai che vogliamo l'oro. Dai che vogliamo l'oro. Tiri senza errori. Buona corsa. Può essere soddisfatta. Sì, lo penso anch'io. Terzo, madonna. Vince la Norvegia, ragazzi. È arrivato il primo oro norvegese. Era da vederla, raga. Ci sta, dai, ci sta. Ci sta. Era impossibile. Norvegia. Svezia. Italia. Buon bronzo, non mi aspettavo di più. Ho pagato forse la fine, incredibile per quanto. Per 2 secondi. Vabbè. Vai. Andiamo. Benvenuti alla gara di biathlon di Cesana San Sicario. Bisogna fare i complimenti al pubblico. L'atmosfera è Vai. davvero Il via eccellente. perfetto. Questo è Atmosfera importante. eccellente, è vero. Questo è stato il segnale di partenza per lei. Comunque era proprio fatto bene sto gioco, cacchio. Dai Cumendone. Sto giocando con la tastiera, perché questo gioco va giocato con la tastiera. Buono. Dai Kume, dai. Go Kume, go go go. Kume, go go. Una velocità convincente. Sì, se dopo avrà ancora delle riserve nascoste, potrà aspirare ad un buon piazzamento. Troppo, troppo, perché mi stanco. No, mi stanco al tiro tanto così. Le sue forze lentamente sembrano No, calare. Per un no. ampio tratto ha mostrato un ritmo molto elevato. Forse dovrebbe rallentare un po'. Aia, sbaglia. 3 secondi non Sembra sono che le manchi stanco. il fiato. Durante il tiro con la carabina potrebbe procurargli dei grossi problemi. Bene così. Anche questo. Che cecchino, signori. Senza errori riprende la gara. Sì, questo è pesante perché pur faticando con 3 secondi di vantaggio è importante questo, Dai che l'oro non è impossibile, raga. Stiamo attenti qua a non beccare il nostro competitor. Buono. Ok, dai che recuperiamo bene. Perfetto.
Straordinario. Sì. Eccezionale. È anche grande curva qua. Qua la cicco leggermente. Dai, come dai. Bene, ed adesso il campo. Non posso alla permettermi seconda errori. sessione di tiri. Il primo è andato bene. Errore. Secondo centro. Zio Adesso un Ken. altro. Un errore. Credo che possa sopravvivere. Sì, ho capito, però. Incredibile. La beffa atroce, devo correre come un dannato. Peccato perché l'oro era possibile. Non riusciamo mai a essere completamente perfetti. Questa è la difficoltà del biathlon. Dai, spingi. Ah, lei spinge, non va neanche a uovo. Vai. Forse ha ragione lei, 34. Beh, però gran Con una tempo. buona Pensa prestazione a si te se non congeda dalla sbagliamo. gara. Se non sbagliamo l'oro, ma vediamo. Forse potrebbe essere oro comunque. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. E si piglia l'argento la Norvegia. Oro per USA. Stati Uniti non muoiono mai. Italia, argento, che sfiga. E Norvegia per il bonus. Argento. Andiamo per lo short track, qua c'erano le foto di Nagano. Raga, vediamo le foto dello short track. Qua nessuna medaglia per la Norvegia perché era scelta la Corea, ma la Corea è arrivata quarta. Svizzera, Germania, Italia, quindi bene, una medaglietta. Qua invece Svezia, Cina, Australia, Italia fuori da tutto. E abbiamo scelto la Cina per la Norvegia, quindi bonus anche alla Norvegia. Raga, andiamo a vedere il medagliere, un medagliere che ancora vede l'Austria prima, che se non ha preso medaglia oggi, però è pazzesco. Italia e Norvegia seconde, praticamente a pari merito, ma l'Italia ha più totali. E poi Germania, USA, Russia, Francia, e tutte le altre. Diciamo che per il momento sta deludendo, ma forse la Svezia con solo un oro e un argento. La Cina è salita, ovviamente la Cina si prenderà le medaglie di Corea e Giappone, più quelle diciamo che se ci sono veramente, se le piglia veramente, tra cui quella che si è presa proprio nello short track. E niente raga, nella giornata, qua, tanto qua segnaliamo come fatte. Ok, giornata 4 ci sarà ancora biathlon, staffetta a Torino, poi biathlon, vabbè, chilometri misto, Winter Game, poi hockey vediamo, NHL lo vediamo, che non ci saranno foto, Vancouver slittino singolo, ci sarà tanto slittino con doppio e singolo uomini e donne, 2 a Torino e 2 a Vancouver, e combinata nordica di Torino. Ragazzi, una giornata 4 molto molto corposa. Raga, un saluto nel comandone veneziano. Ciao!